Ho pubblicato il primo articolo sul plebiscito truffa del 1866 nel lontano 1983 su una rivista di un certo spessore e prestigio che si chiamava Etnie e veniva stampata a Milano. Dopo 33 anni dalla mia prima uscita, in queste settimane la terza riedizione del mio libro sul 1866, La grande truffa, si trova al centro di una bufera mediatica e politica. Ma io penso che io sono abituato a pensare positivo, che tutto sommato anche questa situazione, anche questi attacchi più delle volte strumentali, perché pensiamo che per 900 euro spesi dal Consiglio regionale per acquistare un centinaio di volumi diffusi nelle nostre biblioteche, nelle biblioteche del Veneto, sono ben poco cosa rispetto ai milioni e i milioni che sono stati spesi, buttati via per il 150° anniversario della cosiddetta Unità d'Italia nel 2011. Pensiamo che solo la mostra di Torino sull'unità si è chiusa con un buco di 3,5 milioni di euro. Ma dicevo, al di là di queste considerazioni, io credo che sia anche un segnale di un vento che sta cambiando, che aumenti sempre di più all'interno del nostro popolo la consapevolezza dei propri diritti di popolo europeo, della propria identità e della necessità di rileggere, di riscoprire, di riappropriarsi della nostra storia. E in questo senso ci sono notevoli aspetti positivi e aspetti che ci portano a pensare positivo per il futuro. Ci sono tante iniziative. Si sta lavorando su un documentario proprio sul 1866, abbiamo visto qualche giorno fa il successo della Festa dei Veneti. Io veramente devo ringraziare tutti gli amici che mi hanno espresso la loro solidarietà, la loro vicinanza in quella occasione. E ci sono tante altre manifestazioni estremamente importanti portate avanti da giovani soprattutto, che ci fanno ben sperare. Quindi tutto questo clamore alla fine potrebbe rappresentare un momento di svolta nella storia del nostro popolo. Viva San Marco!